Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro. Tartufo, che passione! Tutto pronto per le giornate del tartufo del 23 e 24 aprile in piazza Caduti Triestini a Portoviro. Ai nostri microfoni Michael Bagno, tra i tartufai più conosciuti della zona, con il suo cane che si chiama Athos. Athos. Proviamo a vedere se riusciamo in questa oasi di pace che è le dune trovare un tartufo. Noi ti seguiamo, tu vai. Andiamo Athos. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane a tartufi? Io lo sto addestrando da solo e ci vuole tanto tempo, tanta pazienza. Lui ha iniziato a 4 mesi, adesso ha 8 mesi. A 8 mesi, quindi ancora cucciolo? Sì, è ancora in fase di addestramento, ha un sacco di problemi che dobbiamo risolvere, insomma il cucciolo è un bambino. Sì. Ma abbiamo visto che c'è una paletta particolare, è una paletta specifica per chi va a tartufi? Questo è un vanghetto che ci consente la raccolta in alcune zone, in alcuni terreni. E questo è un vanghetto di un famosissimo artigiano che si chiama Giorgio Riga, che sarà con noi alla Fiera del Tartufo a Portoviro anche. Ma il tartufo a quanto si trova sottoterra? Dipende dal tipo, ce ne sono 9 specie commestibili, si può trovare da appena, come abbiamo visto qua, in superficie, anche 1 metro. E il cane riesce a scavare fino a 1 metro? Il cane riesce, lo si aiuta, diciamo. Ma il nostro tartufo è un tartufo buono? È un buon tartufo, sì? Non è pregiatissimo, ma è un buon tartufo. Ma il cane deve essere rigorosamente meticcio? Qualsiasi cane può andare bene. Sì? Ho conosciuto gente che andava anche con dei cani corso. Quindi non li ha addestrati. Il cane corso copiava il cane da tartufi e li trovava. La ricompensa che date al cane quando trova il tartufo? La ricompensa adesso io gli do dei biscottini. Dopo, in base alla tipologia di cane, c'è chi gli dà crocchette, chi gli dà un pezzo di wuster. Il tartufo non lo mangia? E il tartufo lo mangia lui, sì? purtroppo. C'è raggiunto Mirko Avanzo, che era il presidente di questo club del tartufo. Abbiamo fatto, diciamo, una fusione con l'associazione Le Dune, la precedente associazione Naso da Tartufi, di cui ero presidente, e Michael Bagno vicepresidente, che ha promosso in questi ultimi anni il prodotto spontaneo del Delta, il tartufo, il bianchetto, che tutti noi conosciamo, che siamo qui per tutelare e salvaguardare. Quest'anno abbiamo presentato la nuova manifestazione, le giornate del tartufo. È una ricchezza che troviamo in questo territorio fantastico del Delta e che con altre iniziative andremo a presentarvi all'interno della pineta delle Fornaci di Portoviro. Il tartufaio ha come partner ideale il cane. Ci diceva l'amico Bagno che arriverà un istruttore importante a livello nazionale. Sì, sarà qui con noi Domenico Felici con il suo collega collaboratore Corrado Celeste, con l'associazione Team Lagotti e Tartufi da Roma. Saranno presenti in questi 2 giorni, il 23 e il 24 in particolare nel corso di un convegno che andremo a tenere all'ENAIP di Portoviro. Ci saranno altri relatori, tra cui il dirigente il dottor Geremia Attilio del Servizio Forestale della Regione Veneto. Ci sarà il presidente dell'Accademia del Tartufo del Delta Antonio Dimer Manzoli, e inoltre ci sarà anche carissimo amico Dismo Milani, presidente dell'Associazione delle Dune ODV, che interverranno come relatori, e anche questo esperto che ci illustrerà quello che è il binomio con cane persona, quindi che sono aspetti molto importanti per poter andare nella cerca del tartufo.